Chiamo il minuto e spero solo quello, perché poi il resto sarebbe pericoloso. Le 8 Vediamo. Attenzione. Con calma, Matteo. Se arriverà anche il nome della lavanderia di Carla saremo felici, ma prima andiamo alla carta d'identità del nostro ospite, visto che è già seduto con noi. Eccola qui, nome Silvio Macrivio, cognome Zonchedu, con la O in questo con la O, caso, Zonchedu, data certo. di nascita 21/9/1967, professione vigile del fuoco. e ci sentiamo tranquilli perché quando c'è un vigile del fuoco vicino ti senti sereno. È una garanzia. Segni particolari. Volante. Esattamente, appena atterrato nel giardino di Sardegna 1 con il suo parapendio, Silvio Zonchedu. Buongiorno caro Silvio. Buongiorno a tutti. Presidente dell'associazione Volo Libero Sardegna. D'altronde noi voliamo con l'immaginazione, perché sul parapendio non sono mai salito. Ho un'amica Roberta, lì è paracadute, un'altra cosa. Col paracadute mi sono buttato 2 volte. Roberta, questa amica che tra l'altro in tempi non sospetti, tanti anni fa, era anche una collaboratrice in un programma radio che facevo, è una appassionata di parapendio e vola anche lei, e appunto attraverso lei siamo arrivati a oggi, ma non solo oggi, perché ci siamo già sentiti anche in altre circostanze. Però il parapendio è uno sport che mi fa sentire, anche solo parlandone, libero proprio. Mamma mia. Sei dominatore un po' dei cieli. Non sbagli, nel senso che forse la sensazione di libertà è quella che sentiamo prima di tutte quando andiamo per aria, quando siamo in volo, ed è un po' quello che ci spinge a tornare lì ogni volta, no? Beh, per te che fai il vigile del fuoco deve essere anche un modo per estraniarti da ciò che accade a terra, e siccome a terra fa sempre caldo quando voi intervenite, molto spesso in questo periodo soprattutto, poi ci sarà modo nel mese di luglio di andare a approfondire, perché abbiamo in mente 5 appuntamenti nel mese di luglio che riguardano le forze dell'ordine, quindi insomma importanti per parlare anche di prevenzione antincendi. Però lì fa caldo, ti chiedo di avvicinarti un po' al microfono, Sì, anzi certo. facciamo così, avvicino il microfono io. Lì fa caldo, in aria fa fresco, no? Beh, specialmente quando raggiungiamo delle quote importanti. E che quota si raggiunge col parapendio? Diciamo che a seconda delle condizioni meteo, del giorno e della location, no? Secondo anche il vento? Ti parlo di quello che abbiamo fatto negli anni passati qui in Sardegna. Abbiamo sfiorato i 4.000 metri di quota. 4.000 3.008 e qualcosa, insomma. Mamma mia, mi viene il freddo. Diciamo non è usuale. Con il paracadute non si sale così in alto per buttarsi. No, anche di più. Da 4.000 è un lancio abbastanza frequente. Io mi sono lanciato 2 volte e non mi ricordavo fossi stato così in alto per buttarmi. Ma Sì, respirate bene a quelle altezze? Beh, no, era rarefatta l'aria. lì. No, comincia. si respira ancora bene. Sì, si respira però ancora io mi bene. ricordo che quando mi sono buttato col paracadute com'era non era l'aria? proprio come respirare a terra, quindi c'era un po' più, dovevi respirare un po' più profondo per prendere un po' più aria. Probabilmente magari anche un po' di emozione, un Dici? po' Mi stavo facendo credo di sotto, sì. era questo il motivo. Potrebbe essere, io immagino di sì, No, in è un realtà po' di no, perché ti apprensione. giuro mi sono buttato con l'incoscienza di quello che ha 10 anni. Sai che a 10 anni, Sì, 15 anni si fanno quelle robe in penny in bicicletta, fai tutte le cose più spericolate senza rendertene Sì, conto. ma così bisogna viverlo, credo, altrimenti. Assolutamente no, niente domande, andiamo a vivere insieme per favore questa sensazione di libertà e di grande adrenalina, perché abbiamo una clip che ci dà la dimensione di cosa vuol dire volare in parapendio. Vediamo.
9:36. Ridiamo perché stavamo commentando fuori il discorso, fuori onda, il discorso ma tutti si possono buttare, anche il presidente Mameli, Mica tanto. o addirittura chi ha un peso abbastanza importante. molto pesante, La domanda che ti rivolgiamo poi, anche se ci stavamo ridendo sopra, è proprio questa, cioè volare in parapendio è per tutti oppure c'è un range di peso da No, assolutamente sì. osservare? C'è un'ala dimensionata per ogni tipo di pilota in relazione chiaramente al peso, quindi non solo al peso, anche all'esperienza, è un discorso insomma di più ampio respiro. Abbiamo visto queste immagini meravigliose di una zona altrettanto meravigliosa che è quella di Porto Scuso. È quella del comprensorio che sta tra Capo Altano e la tonnara di Portopaglia, esattamente. In che modo e secondo quali criteri vengono scelte le zone dove volare? Perché poi andiamo a spiegare anche la differenza che c'è tra, perché uno vede questa vela che in realtà sembra un paracadute, ma qui è usato al contrario, anziché per lanciarsi dall'alto, per cominciare a volare dal basso. Esattamente, Però, lo scopo... prima partiamo dalla scelta dei luoghi. Ecco, la scelta dei luoghi chiaramente viene fatta sempre e comunque in base alle condizioni meteo del giorno, quindi situazioni di venti, situazioni di stabilità e instabilità dell'aria. Il sito che quel giorno ci garantisce le migliori condizioni per il tipo di volo che vogliamo fare è quello che normalmente frequentiamo. Senti, quando c'è vento è forse la cosa migliore, vero? Dipende dal tipo di volo che si vuol fare. Di solito quando c'è vento si va a volare davanti al mare e si fa un volo molto più rilassante, il cosiddetto soaring, no? Il veleggiamento in dinamica sul mare, che è molto tranquillo. Per i voli invece di distanza, di performance, troppo vento potrebbe essere un problema perché tende a rompere, a spezzare le correnti ascensionali che sfruttiamo. Bisogna essere anche dei meteorologi per fare i paracadutisti, per un verso sì. E i parapendisti, non so, si chiamano così? Parapendisti, esattamente. Parapendisti, hai visto? parapendisti, capito. Sì, perché bisogna sapere bene da dove arrivano i venti, orientarsi, sì. anche da un punto di vista solo dei punti cardinali, signori, cioè bisogna sapere dove andare, nord, sud, est, ovest, insomma bisogna aver chiaro presente in testa dove stanno, no? E ci mancherebbe altro, altrimenti se si perde un po' Faccio la fatica. condizione. Come può essere guidata una cosa del genere? È difficilissimo. Allora, il parapendio normalmente è un mezzo che si pilota essenzialmente con lo spostamento del peso e in aggiunta a questo abbiamo dei comandi che ci aiutano a direzionare l'ala, ne regolano la velocità. Ma uno non prescinde dall'altro. Uno non prescinde dall'altro. Esattamente. Cioè, per farla in parole povere e quindi abbreviare, stringere il concetto, ci sono, se non sbaglio, due maniglie, chiamiamo due comandi, i comandi dei freni. però sono due maniglie sostanzialmente dove... Due maniglie. È chiaro che se io traziono la maniglia di sinistra, il non è parapendio come il virerà a cavallo sinistra. che se dai il colpo a sinistra va a destra va a sinistra, quindi se No, gira a non sinistra funziona gira a sinistra, qui è come la macchina. Non ha incongruenza. Esatto, non è fatto al contrario, dove giri vai, questo è sostanzialmente. Intanto continuiamo a vedere Mamma mia. le immagini meravigliose anche fatte con la GoPro. È una GoPro quella che usate, ormai ce l'hanno tutti, sì, quindi assolutamente. si può veramente ottenere tantissimo da queste telecamere e soprattutto far vivere, come vediamo anche adesso, Questa è la costa di Nevida. delle immagini straordinarie e delle sensazioni straordinarie, pur non essendo lì dal vivo. La differenza tra parapendio e paracadutismo, no dai, anche se sarà banale, pensa però a chi ci segue da casa ed è un po' lontano da questi sport, no? Uno dice, ma avete tutte e due il paracadute? No, non è un paracadute. È abbastanza diversa come ala, nasce come origine dal paracadute da lancio, le prime ali da lancio, però si è evoluta, continua a evolversi. Diciamo che la differenza sostanziale è che probabilmente il paracadutista... Ti assomiglia questo qua, Sì, un pochino, vagamente. Dicevo, il paracadutista gode dell'ebbrezza, dell'adrenalina della caduta libera, no? Da quel che sento dagli amici paracadutisti, dopo che aprono Non l'ala ti sei si mai annoiano lanciato un in po'. paracadute? Sì, una volta un ok. lancio in tandem da 4.000 e rotti almeno metri. quella emozione. Allora anch'io mi sono buttato da quell'altezza, pensavo fosse meno, invece no. No, credo che normalmente Con un sia altro, quella vero? Con Valentino. E per noi invece lo scopo, a differenza loro, è quello proprio di andare a volare, di cercare di percorrere la maggior distanza possibile per chi è appassionato del volo di cross country. Quanti chilometri si percorrono più o meno?
Allora, dipende anche qui dall'abilità del pilota e dalle zone. Il record mondiale supera abbondantemente i 500 km. 500 km sempre volando. Ma è una cosa veramente eccezionale. Ma con un pieno? Sì. Anche metà serbatoio basta. La velocità, quant'è la velocità, la media della velocità? In aria calma un'ala da parapendio vola a velocità comprese fra i 35 e 40 km/h, a velocità cosiddetta di trim. Poi quando si usano i sistemi di accelerazione le ali più performanti sfiorano i 70 km/h. Va bene, allora fermiamoci qui perché ho tante cose ancora, tante curiosità, a partire ovviamente dallo stesso Silvio Zoncheddu da chiedere, ma poi spostandoci all'associazione della quale lui è presidente, però lo facciamo tra poco. Adesso ci fermiamo, diamo la linea agli inserzionisti, torneremo questa volta con una telefonica davvero, parlando di un concerto al Teatro Massimo proprio in queste prossime ore, e poi riprenderemo il viaggio, visto che col parapendio ci viene bene facile, fino alle 10, quando poi ci saluteremo. Quindi rimanete lì, non cambiate canale. 391 414 2741, i due di Via Venturi. Se avete da prendere un caffettino prendetelo, piccola pausa, torneremo dopo gli inserzionisti. Vi aspettiamo, dica che li aspettiamo, dai, Vi aspettiamo, restate con noi. Convincentissimo, guardi, ha già cambiato canale. Sì, Torniamo tra poco. Ci mancherebbe altro, dobbiamo volare. Andiamo al telefono subito a dare il benvenuto a Nicola Iappellini, perché parliamo di chitarra, e chitarra direi anche di un certo peso. Lui è un chitarrista, un musicista, un compositore, e sarà al Teatro Massimo proprio in questa giornata, Nicola, se non sbaglio, vero? Buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti, buongiorno. Sì, è questa sera al Teatro Massimo questa mia esibizione come solista. Solista, quindi un concerto di chitarra classica? Esattamente, con un programma particolarmente curioso, perché una prima parte è dedicata al repertorio del primo Ottocento, che è stato il periodo d'oro della chitarra classica, e una seconda parte invece più verso la modernità, con alcune pagine importanti dedicate ad Andrés Segovia, che come molti immagino sapranno è stato uno dei grandissimi chitarristi del secolo scorso. L'associazione Amici della Musica è quella che ti ha portato fino al Teatro Massimo e ti porterà questa sera lì a suonare. Per te invece cosa ha spinto ormai da tanti anni, credo, ad appassionarti a questo strumento prima e poi alla musica della chitarra classica dopo? Beh, è stato un percorso ovviamente molto lungo, nato quando ero piccolo, perché ho iniziato prima dei 10 anni e poi ho avuto tutto il percorso in conservatorio, e poi dopo gli studi accademici mi sono perfezionato con Leo Brauer, che è stato uno dei grandi chitarristi e compositori, tuttora vivente fra l'altro, certo. e poi adesso sono approdato invece all'insegnamento in conservatorio, per cui un percorso molto lungo, per cui insomma sono ormai svariati decenni che sono dedicato alla chitarra classica. Ti faccio una domanda, Nicola, così sì. Tanto per capire, un chitarrista che studia, si appassiona e poi suona la chitarra classica, quindi queste opere importanti anche legate ai secoli trascorsi riportate alla luce, insomma, per far capire quanto sia importante anche il peso di chi è passato prima di noi e di quanta arte abbia lasciato. Ogni tanto va a fare delle virate sul rock e butta giù un po' di accordi oppure no? Ma devo dire che insomma poi man mano che si approfondisce un unico settore della musica si cerca appunto di rimanere nel proprio recinto. Questo non significa che appunto io apprezzi anche moltissimo anche altri generi che ascolto, però diciamo che dal punto di vista proprio pratico e musicale rimango nel mio ambito classico, e vi assicuro che è più che sufficiente, insomma. Abbiamo una tua bella foto in sovraimpressione in questo momento che ti ritrae con la tua chitarra tra le mani, e quindi è bello anche poter vedere con chi parliamo. Siamo alla radio ma in televisione in realtà, e quindi le immagini bene. ci aiutano anche sotto questo profilo. Bene. Dunque, scusami, allora il cognome me l'hanno dato sbagliato. Sì, io ho detto Iappellini, invece Iappelli, sì, scusami, ti ho ridotto. Ho fatto la versione bonsai, Iappellini. Curiosamente il mio cognome spesso viene storpiato. Forse no, è che ce l'hanno dato proprio sbagliato. Quindi nel sottopancia abbiamo appena corretto Nicola Iappelli. Scusami, Nicola, però sono cose che possono capitare. Stasera Teatro Massimo a che ora?
Alle 21, mi Benissimo. risulta che sia alle 21, sì. Orario canonico per andare a godere di un bel concerto. Esattamente. Fatelo, non perdetevelo, perché Nicola è un grande professionista. Grazie. Grazie Sì, in mille. bocca al lupo Buona per la giornata a serata. tutti. A te un abbraccio. Ciao, Salve, ciao, ciao. ciao. Nicola Iappelli. Scusa. Iappelli, sì. Succede, a volte ci danno le comunicazioni, un cognome a volte l'abbiamo può, corretto. può sfuggire. Prima di tornare a parlare con Silvio Zonchetto, che qui il abbiamo. nome e cognome sono corretti, esatti fin dall'inizio, c'è questo messaggio che a proposito di Madonna, abbiamo suonato stamattina Sì. nel Music Machine Sì. Who's That Girl, canzone della metà degli anni 80-84. Beh, Giampiero scrive: un caro saluto a voi, Madonna venne al Biggest, e questa è la notizia che tutti sanno, perché è stato veramente un evento a Samassi dove un Sandro Murru ha avuto anche, come dire, Anche lui. l'onore di suonare lì in questa discoteca proprio negli anni 80 e 90. Grazie Giampiero Grazie, per Giampiero. questo messaggio, È ma vero, soprattutto Sandro Murru lì ci ha suonato tantissimo. Madonna è venuta al Biggest, ed è vero, è venuta anche più di una volta in Sardegna, e c'è però una leggenda metropolitana che vuole che almeno un abitante su due di Samassi abbia toccato il sedere a Madonna. Questa è una ma questo leggenda non lo sapevo, o è una non è verità? Non lo sapremo mai, ma va bene, la lasciamo lì in sospeso, un po' come quando si vola in parapendio, si è sospesi. La domanda con la quale rientriamo per parlare di questo argomento con Silvio Zonchetto è: a te che ti ha spinto nel vero senso della parola la prima volta, e soprattutto a provare di vivere, insomma, a provare a volare in parapendio e nel tentativo di vivere quelle emozioni che ci hai descritto? Ma, sostanzialmente penso la curiosità, perché un amico ormai quasi 21 anni fa mi disse così a bruciapelo: senti, ma ti andrebbe di fare un corso di parapendio? E la mia risposta fu: se mi spieghi che diavoleria è, perché non avevo la Giustamente. minima idea. Certo. Allora mi spiegò brevemente di cosa si trattava e dici: ma perché no, sai, sono abbastanza curioso, andiamo a vedere di cosa si tratta, proviamo. E da lì poi è nata la passione, perché dal momento in cui ho toccato per la prima volta un'ala da parapendio, anche se ero a terra, sono rimasto stregato e non ho più smesso. Può aver inciso anche il fatto che tu fai il vigile del fuoco, quindi abituato un po' ad avere a che fare col rischio? No, perché all'epoca non era ancora non un eri vigile del fuoco. va bene, allora. Era giovanissimo. No, mi chiedevo se questo avesse una relazione. ASD Volo Libero Sardegna, ne sei il presidente, quindi dal tempo che hai appena raccontato del tuo amico che ti ha detto dai vieni a provare a fare parapendio, e tu che gli rispondi ma che è sto parapendio, a oggi che sei il presidente dell'associazione, diciamo ne è passata molta di acqua sotto i ponti e anche sotto le vele, visto che siete sempre spesso a livello dell'acqua, no? Sì, decisamente. E questa associazione quanti iscritti conta, quanti appassionati conta? Ma la nostra associazione è relativamente giovane, diciamo la nostra associazione è nata semplicemente per avere l'esigenza di poter strutturare una scuola al suo interno. In realtà l'associazione che racchiude i piloti del nostro club sono i Fenicotteri Rosa e siamo all'incirca una quarantina di appassionati. Parte di piloti dell'isola, in realtà poi in tutta l'isola siamo credo intorno a un centinaio di appassionati, perché c'è un altro club che sono i Grifoni. Solo due in tutta la Sardegna? Ce ne sono degli altri più piccoli ma hanno pochi iscritti, sono delle situazioni un po' più locali, un po' più stanziali. Senti Silvio, ma ci sono anche gare nazionali tra voi? Nazionali, internazionali, Anche ci sono internazionali, competizioni di alto livello, di diverso genere anche, perché esistono competizioni, gare di velocità, no? Come Sì. un po' per le barche a vela dei percorsi stavo a arrivando, boe. carino, A livello internazionale si coprono in gara anche delle distanze importanti, cioè si fanno gare da 120-130 km e poi esistono anche le gare di acrobazia, Cioè? da pochi anni, acrobazia col parapendio. Scusi, non solo le frecce tricolori fanno l'evoluzione. Sì. Anche Lì va bene, ma i parapendisti. non riesco a... Vabbè, faranno delle Sono rendimi delle evoluzioni rendimi particolari particolari. e lì bisogna essere un po' dentro per capire e apprezzare la qualità del gesto tecnico dell'acrobazia col È un parapendio. po' come il paracadutista che apre il proprio paracadute a 30 Lì va metri bene, da loro terra. Come sono seduti, non so come possono Beh, fare non acrobazia. so qual è un'evoluzione, tipo Ma non lo fare so. il giro della morte, non credo. Assolutamente Anche sì, sì, dai. assolutamente. Non è Anche il possibile. giro della morte. Si chiama Infinity, un giro è un tumbling, no? L'Infinity tumbling sono ripetuti giri, ma
Ci sono stati diversi tentativi di record, hanno superato abbondantemente i 100 giri consecutivi. Quindi I migliori chi sono a La livello centrifuga mondiale? della lavatrice è quella roba lì. Ti devo dire, l'Italia negli ultimi anni è sempre ai primi, se non addirittura in alcuni anni al primo posto del A livello ranking mondiale? sì, però sono molto forti anche i francesi, gli svizzeri, diciamo sono fra le nazioni più forti al mondo. Se uno volesse poi intraprendere dopo questa chiacchierata, perché vedendo queste immagini davvero Belle, fa venire voglia di suggestive. provarci almeno una volta, al di là del tandem, no? Che è il volo che uno può provare con l'istruttore e in tranquillità, ma se poi ti appassioni, quanto costa questo sport? Perché una vera da parapendio e quindi la possibilità di poterlo svolgere in solitaria con gli altri dell'associazione, però guidando te, quindi una volta istruito, quanto ti costa? Mediamente un'attrezzatura completa che è comprensiva dell'ala, l'imbragatura, il paracadute di soccorso, casco, insomma tutto quanto è necessario, si aggira a un costo che si avvicina intorno ai 4.000 euro, 3.800. non è parlando una cifra naturalmente alta, di non è cifra attrezzature di marchi di buona qualità. Vanno cambiate spesso le vele da parapendio, cioè c'è una manutenzione e poi un logoramento che porta a doverla sostituire? Ovviamente sì. L'ala va normalmente revisionata ogni anno, ogni 100 ore di volo a seconda di quella che è la scadenza che arriva prima, poi dipende dalle direttive delle case costruttrici. E se trattata bene un'ala dura in condizioni buone fino a 5-6 anni, poi va sostituita, mentre il paracadute soccorso e l'imbragatura hanno durata decisamente più lunga. Addirittura. Comunque 4.000 non è una cifra alta per questo tipo No, di vabbè, sport. spalmato Ma insomma infatti, nel tempo è un po' come non è pagare molto, una quota infatti. mensile in Sì, palestra. sì, Sì, ma infatti poi non è tra l'altro molto. se fai conto, io Pensavo di più. faccio riferimento sempre al tennis, che è lo sport che ho sempre praticato. Se tu conti quanto costa le racchette per giocare, che ogni tot di anni devi cambiarle, le palline, le scarpe, i completi, il campo da prenotare, eccetera eccetera, se vuoi addirittura fare lezione con un maestro ti costa almeno 25 euro l'ora la lezione, alcuni fanno 25 euro per 50 minuti, neanche per l'ora intera, insomma tu lì spendi tutto in un'unica soluzione, e invece negli Però, altri sport diluisci, ma molto spesso spalmato spendi in anche molto di più di 4-5 4.000 euro in un sì, anno per è giocare a tennis, possibile. per esempio. Magari lo sport che rimane comunque ancora più a buon mercato, infatti è quello più praticato, è sempre il calcio. Lo si deve dire giustamente. Silvio, credo che questo tipo di pratiche di sport poi abbia chiaramente anche una selezione in partenza, nel senso che non tutti, innanzitutto per coraggio e per un po' di quella paura che si ha sempre nell'affrontare sport di questo tipo, approcciano, e poi ci sono anche da tener conto chiaramente anche come abbiamo detto le spese di inizio, di iniziazione, se vogliamo dirla così. Incidono comunque non poco, ma esiste poi comunque una propensione naturale, non tutti sono portati o hanno voglia di praticare uno sport di questo tipo, che è chiaro che se fatto come si deve ha veramente un livello di rischio bassissimo, ma comunque non va mai dimenticato che si tratta pur sempre di uno sport estremo e quindi volevo con arrivare a tutti gli questo. annessi e connessi. Il termine estremo mi pare che bisogna sempre metterlo. Esatto, non è che noi siamo degli aspiranti suicidi, vogliamo No, non penso, cerchiamo non penso siamo proprio. assolutamente amanti Siete della figli di vita, Icare. però è chiaro che l'aria è un ambiente non naturale per l'uomo e non tutti si trovano a proprio agio. Ma tu con gli ambienti non naturali sei ormai avvezzo, perché anche il fuoco non è un ambiente proprio naturale per l'uomo, quindi Ma sai, Però è sulla sono gli terra. elementi naturali della terra. Però è sulla acqua, terra, terra, fuoco, aria, certo. L'aria, la cosa può sta male. l'ha convinta, Presidente. Io Mi ha un anche voletto lo farei. affascinato, solo che trovo molto difficile per me una cosa del genere, tremenda. Ma perché è volando uno come di un quelli che uccello, anziché vivere una cosa con l'adrenalina vibrandomi in giusta, volo come un uccello, lui ha credo che io paura. sì, No, lui ha credo sì. paura. Io vedo tanti fantasmi pericolosi per la mia persona. Dipende, è solo una questione di aver voglia di Lui curiosità di un provare. kamikaze potrebbe. Lei invece è un testa capo di d'un... rap. No, però quello che io credo che veramente si debba fare è smitizzare questa sorta di paura per forza legata a questi sport, e magari anche malinformazione che c'è sempre il pericolo dietro l'angolo. Sì, è vero, ci sono i pericoli, ma anche in tante altre discipline, anche chi fa motocross o va a correre con il go-kart ha delle notevoli influenze di rischio nella sua pratica. Il
termine Anche se estremo sta- non c'è. anche non se sta c'è. a terra. Però Matteo, il termine estremo, l'aggettivo estremo non c'è. Sì, però Bisogna essere obiettivi. Dico bene Silvio? Sì, dici bene, ma sai, a volte è solo un preconcetto che abbiamo, no? Ah, tu dici un fatto Io no, personalmente per sicuro. ritengo di correre molti più rischi quando mi muovo con lo scooter in città piuttosto che esatto. quando sono Già. per aria col mio parapendio, Punti di però è pensa una- che la gente corre molti più rischi quando trova sulla propria strada la pandina del Vabbè, presidente non Mameli. avevo dubbi, Lui non l'avevo è il suo ancora detto. pandino del Stavi per 47 arrivare, ecco. che va a 8 all'ora Sì. e crea una coda di 22 Sì, questo è km vero. con gente, giuro Silvio, che Sì, gli però- suona da dietro. Io ero presente perché ero in Sì. macchina con lui, gli suona da dietro, lui si sposta leggermente, quindi neanche di tutta la carreggiata, gli passano a Ricordati fianco, il proverbio. lo mandano a quel paese Sì. e tu sei in macchina, guardi dall'altra parte, sei a Sì. fianco per non guardare quello che Sì. lo va a quel paese, e poi lui è capace anche di arrabbiarsi con Però questi c'è il qua proverbio. che chiedono Chi strada. cammina piano. Sì, va lontano contro un palo. Bravo. Perché lei è Beh, riuscito ad due, andare anche contro un veramente palo due volte, a 20 due all'ora. volte, due Vabbè. volte, due volte. Quindi non è che sia una gran pubblicità. Ci vuole una preparazione atletica per fare parapendio? Guarda, non particolare, diciamo si fatica un pochino solo durante i primi giorni del corso, i primi 2 o 3 giorni quando si fa un po' di pratica a terra per esercitarsi ai primi gonfiaggi, così come li chiamiamo noi dell'ala. Per farti capire, noi abbiamo la nostra mascotte, zio Giovanni, che ha iniziato a volare Quanti anni all'età- ha zio Giovanni, visto che è la Ha mascotte? iniziato a volare a 67, ma adesso ne ha Alla mia età. 84 84 anni e e vuole il ancora qualche parapendio. volta viene a volare con noi. Non è possibile. Ragazzi, te lo posso garantire. allargo le braccia Non è per possibile. dire finalmente qualcuno che porta ancora esempi di gente di una certa caratura, di una Complimenti, certa complimenti. tempra, perché lei che ha 68 anni quest'anno, infatti, dovrei che iniziare sembra che adesso. no, ne abbia Assolutamente. 87 da almeno 10 anni, lei che Quindi dice che è vecchio, allora mi devo scrivere si con scriva, Silvio. si lasci andare, prenda il Sì, però ho volo, paura appunto. che mi verrebbe la pipì. Le verrebbe la pipì. Sì, ho paura di sì. Nel senso Scusami, che si la farebbe mia- addosso dalla Fermati. paura. Ancora, va bene, Mettiamo torniamo un lì. pannolone preventivo. Bravissimo Silvio, ma quello non c'è Silvio, problema, ma questo ce l'ha Silvio già, dà lo porta risposta già. a tutto. Ma lei ce l'ha già il pannolone, quindi siamo a posto, non è un problema quello. Rafforzativo. Lei è incontinente di suo, quindi non ci sono grandi paure e problemi da sostenere. Beh, Bene. mi hai sicuramente affascinato perché poi io non lo so, ma ho una particolare dedizione a tutto ciò che comporta un po' di Affascina il rischio. volo. Mi piace sempre, anche se poi qualcuno mi dice ma dove vai, cosa fai? Invece a me piacciono queste piccole Quindi sfide. a questo punto invito ufficialmente a venire a provare, sarete Sì. graditi Un tandem, però io non voglio stare in tandem con lui, io voglio un istruttore perché se mi mette a me con lui poi No, finisce è la che ci fine. schiantiamo È contro. la fine, guarda, è la fine, te lo Se dico. dobbiamo te lo tenere dico. basso il livello di rischio necessariamente non potrei andare insieme a lui. Perfetto. No, allora- no, meglio chiarirlo queste ma anche se cose. fossi un professionista, guarda, io se fossi un guarda, pilota io- professionista non andrei mai con lui Ma io perché con lui mai. Zitto, ti A spiego tavola perché. sì. Ti spiego perché lui come quelli che porti in motorino dietro e non sanno andare in moto o in motorino, anziché agevolarti nelle curve, lui ti fa cadere. Quindi No, guarda, no. proprio non vorrei mai. Io mi aspetto il Grazie a ristorante. Silvio Zoncheddu, grazie Silvio. alla Grazie a voi. SD Grazie, Parapendio, quindi Volo Libero Sardegna, questa associazione e attraverso questa associazione salutiamo anche tutti gli iscritti. Io saluto A zio Roberta Giovanni. e zio Giovanni. Zio grande. Giovanni, complimenti, 84enne Complimenti. ancora vola in Beato parapendio. lui. Grazie alla squadra, Stefano Perra, Gigi Perra e Cristian Manca in regia in questo caso, oggi in co-conduzione, domani invece sarà il nostro regista solo. ufficiale e soprattutto grazie al lavoro interminabile direi del DJ Fabietto e a tutti voi che come ogni giorno ci seguite. A domani alle 8 puntuali o stasera alla replica alle 21 su Sardegna 3, alle 23 Sardegna. finisce su Sardegna 3, 3. ma l'una di notte inizia Sardegna su 90. Sardegna 1, quindi veramente se vi siete persi qualcosa c'è tempo e modo. Domani bandiera dell'Italia che sventolerà Certo. per la grande sfida con la Costa Rica. Ciao! Ciao, a domani alle 8, cari telespettatori. Ciao, 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 ciao.